Bentrovati, nuova puntata con lo spazio della FIGC. Oramai questo è uno spazio, un appuntamento periodico che cade ogni mese e diamo la possibilità agli amici telespettatori, agli amanti del calcio dilettantistico, ecco, di capire e di essere aggiornati su tutto ciò che si muove attorno al pianeta FIGC di Agrigento. Noi questa sera è una trasmissione, una puntata un po' particolare anche perché proprio in questi giorni si è presentato l'album, la quinta edizione dell'album che riguarda la terza categoria. Un avvenimento, diciamo che è dalla prima edizione, caro Stefano, che noi seguiamo con molta attenzione questo almanacco, che è un bel ricordo per coloro i quali tra qualche anno si rivedranno in archivio, rivedersi se stessi e rivedere anche gli amici fa sempre un certo affetto e fa anche un certo piacere. Stasera, oltre a Stefano Valenti, il nostro presidente, abbiamo il presidentissimo, scusami se a lui gli concedo il superlativo, e abbiamo Santino Lopresti. Abbiamo un altro presidente, perché noi qua abbiamo solo presidenti, Raimondo Interlandi, con lui chiacchiereremo anche sul suo passato calcistico, perché non tutti, e forse tutti, conosceranno Raimondo Interlandi, perché è stato uno dei precursori del calcio organizzato negli anni. Noi parleremo anche degli anni 60, cioè quando lui è nato con il calcio. Abbiamo un esponente del Montallegro che è attuale capolista, anzi non lo è più da questa sera, però con una partita in meno. Abbiamo Massimiliano Scalia, buonasera. Angelo Carmanno, il nostro vicepresidente, e Tonino Butera, che con l'almanacco ha un feeling particolare perché ha collaborato anche attivamente. Però diciamo pure che questo almanacco è stato redatto anche grazie alla collaborazione anche di altri amici, che ora il nostro Stefano Valenti ci dirà. Sì, questo è un almanacco che nasce, come hai detto tu, già da quando ci siamo insediati in questa, o quantomeno il Presidente Lopesti ci ha nominati a portare avanti questa delegazione e nasce dall'idea di voler cercare di fare qualcosa di diverso, ma principalmente nasce dall'idea di voler evidenziare tutti quegli attori, protagonisti che molte volte il calcio provinciale, il calcio della nostra provincia magari dimentica, occupandosi più dell'eccellenza o di altre categorie, e cioè tutti i dirigenti e i giocatori della terza categoria. Facciamo vedere un po' la copertina, sì, di questo almanacco, così facciamo vedere anche ai nostri amici telespettatori. È un almanacco dove viene un po' fatto vedere un pochettino intanto tutte le società di terza categoria, perché è mirato esclusivamente a questo campionato provinciale, però nello stesso tempo, durante tutto il percorso del nostro almanacco, ci sono anche altre indicazioni, come le iniziative che la federazione porta avanti, gli organici dell'LND della nostra provincia, gli organici del settore giovanile. Insomma, è un almanacco che riguarda prevalentemente la terza categoria, con foto rosa dei vari protagonisti, ma anche con gli avvenimenti che nella nostra provincia più importanti. Questo nasce grazie, devo dire, a tutti gli amici sponsor che ci hanno dato un piccolo contributo, quindi è gratuitamente, non va a pesare nelle casse né della federazione né delle società, ma nasce così con la volontà di fare una cosa che rimane nella storia, però senza andare a incidere sui bilanci di nessuno. E devo dire che nasce anche con la grande collaborazione ormai che la nostra delegazione, come tu sai, ci fornisce sempre, e ci troviamo sempre dei grandi componenti che in base alle iniziative che facciamo sono sempre vicino a me, e quindi in questa fattispecie, oltre a Tonino Butera, abbiamo l'amico Calogero Casà, Giovanni Puccio, che ci hanno dato una grossissima mano nell'andare ad elaborare questo progetto, andare a mettersi in sintonia con le società per avere le foto, per andare a scegliere le foto. C'è un grande lavoro d'organizzazione. C'è un grandissimo lavoro, perché noi siamo partiti già quando parte
il nostro campionato ai primi di ottobre e come vedi arriviamo ora ad averlo completo, perché dietro sembra niente ma c'è un lavoro veramente meticoloso. Presidente Lopresti, mi ricordo la prima edizione che era partita in sordina, anche allora tu c'eri, e hai applaudito un po' a questa iniziativa che a livello siciliano è iniziato proprio qui ad Agrigento. Sì, è iniziato ad Agrigento, poi qualche altra delegazione l'ha presa ad esempio, poi però non sono riusciti a continuare perché, diceva Stefano, intanto non c'è un carico alle società, quindi è una cosa che viene la delegazione stessa riesce a trovare piccoli sponsor ma che consentono di realizzarla, c'è tutto un lavoro, sembra niente invece, perché poi avere le fotografie, avere gli scudetti, avere le dichiarazioni, cioè mettere assieme tutto questo è un lavoro. Io applaudivo perché capisco cosa vuol dire fare l'almanacco, nel senso che, non che lo capisco io, lo capiscono tutti, c'è la forza che ha un almanacco. La forza che ha un almanacco è di fissare delle immagini, quindi fissare una data, fissare un momento, fissare, ecco, quel momento, fissarlo e fissarlo per sempre. Noi oggi che siamo abituati ai telefonini, a fare una foto, tutte le altre questioni, diciamo, dei social che ci sono, bene, però poi a un certo punto io cambio telefonino, poi non le posso trasferire, le perdo le fotografie, oppure un giorno poi devo cancellare, ridurre la memoria, cioè, mentre la carta stampata, io ritengo un libro in generale, questo è un almanacco, quindi è qualcosa di diverso da un libro, ma è sempre carta stampata, bene, è insostituibile, perché questo lo puoi aprire quando vuoi, lo puoi fare, e ricordi, come dicevo, ecco, c'è una memoria, dietro gli almanacchi poi ci sono le memorie, io lo vedo con la nostra, il comitato regionale, quando abbiamo da prendere, ecco, da riprendere un fatto, oppure di sapere, ma c'era quell'anno, bene, andiamo a prendere il nostro almanacco regionale, da lì, oppure una società, se quell'anno una società militava in un campionato piuttosto che un altro, ecco, e noi lo facciamo chiaramente, spendendo anche una risorsa, perché deve restare, ecco, memoria storica, l'almanacco è memoria, di questo va dato merito alla delegazione di Agrigento, va dato merito a Stefano Valenti che assieme ai tanti collaboratori, qua ve ne sono alcuni, voglio dire, è riuscito a fare una squadra, ecco, presente. Intanto i problemi, come dire, in questa provincia sono pochi nel senso anche con le società, perché c'è un dialogo continuo con le società, sono pochi anche con gli arbitri, perché qui c'è un dialogo continuo con gli arbitri. Cioè, veramente questa delegazione, anche le altre, però questa specificatamente, come dire, è nel percorso mio, cioè nel senso come io voglio che si interagisca con le società, come io voglio che si interagisca con gli arbitri, come io voglio che si interagisca con questo mondo, perché io che poi provengo da calciatore, da presidente di società e oggi da dirigente federale, bene, capisco che questo è il modo di governare un sistema estremamente complesso, un sistema che fa 700 gare a settimana, un sistema che impegna 2000 arbitri, un sistema che ha 1500 società tra LND, calcio a 5, settore giovanile, a livello regionale, a livello provinciale, insomma è un sistema che ha tante variabili e se non si ha la capacità di ricondurlo ad un unicum, cioè di ricondurlo quindi ad ad una capacità di ascolto e di mediazione, bene, potrebbe anche essere un sistema che può esplodere. Ecco, quindi di questo voglio darne atto pubblicamente e chiaramente quando tu poi parli con i dirigenti è gente che ha la passione, che mette il cuore, che mette i soldi e che quindi perché non deve accettare un dialogo? Il problema è quando non c'è dialogo, purtroppo poi succede che anche qualche contrasto diventa esplosivo e quindi non diventa degenerativo. Ma cosa ne pensano il presidente Raimondo Interlandi? Cosa ne pensa di questa iniziativa? È un'iniziativa abbastanza bella, perché coinvolge sia i dirigenti che i giocatori, che il presidente della federazione. Diverse volte ci è venuto a trovare a Real Monde per fare questo almanacco. Dico, è una bellissima esperienza. I tuoi giocatori cosa dicono? Sono entusiasti di questa cosa. Io stasera non ci arriverò, ma domani sera gli porterò l'almanacco
Ecco, andrei a a distribuirle. distribuire l'almanacco, sì. Invece cosa ne pensa a Montallegro? Lo dovranno vedere prima. No, ancora stasera dovremmo avere gli allenamenti e lo faremo vedere. È bella l'iniziativa e noi abbiamo partecipato fin dall'inizio perché, come diceva il Presidente, è memoria storica e magari fra qualche anno i ragazzi potranno Si rivedersi rivedranno. e ricordarsi che c'erano anche loro in quella squadra che magari ha fatto bene, ha fatto male, ma Come è stato fatto, qualche consiglio potreste anche darlo al nostro Presidente Valente per la prossima volta? In più di quello che si è fatto, si è scritto, che cosa consigliate di fare? forse probabilmente qualche foto in più per le società, però diventa molto più difficile poi riuscire a raggruppare, Qua a organizzare. subentra anche la collaborazione Sì, anche della certo, società. ovviamente. Magari farlo un po' più spesso, diciamo. Ecco. Però diventa sempre molto difficile questo. Quante pagine sono, Stefano? Sono 24 pagine, Carmelo. È chiaro che Non sulle molto. pagine, ogni pagina ha un costo e devo dire che nelle prime edizioni avevamo arricchito ancora di più la pagina della società perché avevamo messo oltre la squadra, l'uso della squadra, anche la foto dei dirigenti. Però devo dire che abbiamo poi tardato tanto a raccogliere, perché poi la foto sì, la facciamo oggi, domani, e praticamente si viene a... Ci vuole più ci vuole collaborazione. più tempo, più collaborazione e più un fondo ancora maggiore, perché le pagine poi cominciano a essere ancora di più e diventa più che un almanacco, diventa un libro vero e proprio. Un libro vero e proprio, un almanacco di quelle con più pagine. Che... Molto sicuramente. peso. Angelo, tu sei stato sempre presente alla presentazione dei vari almanacchi che si sono succeduti, dal primo al quinto. Io sono l'ombra di Stefano Valente, quindi se ci Stefano ci deve essere forza io. No, con Stefano siamo sempre in sintonia, ci sentiamo spesso, lui ha tante idee, parte da un'idea che sembra difficile da raggiungere, però con la sua diciamo, volontà, il suo modo di fare, poi alla fine riesce a ottenere ottimi risultati. C'è un grande lavoro, Carmelo, in questo almanacco, difficoltà enorme, perché non tutti i dirigenti diciamo, collaborano al 100% mandando delle foto, e quindi c'è un lavoraccio, come dicevamo prima il Presidente Lopesti e il Presidente Valenti, molto certosino, difficile da raggiungere, però alla fine quando si ottengono questi risultati, alla fine la soddisfazione è tanta e quindi i sacrifici Certo. passano. È chiaro che un almanacco del genere, come dicevi tu, è memoria storica, quindi dopo 20 anni rivedersi in queste foto è bellissimo. Quando noi vediamo foto di quando giocavamo a calcio, così, tanti anni fa, ci fa molto piacere, e farlo vedere ai nostri figli, ai nostri nipoti, ai parenti, è qualcosa di bello. Ma poi tra l'altro non tutti lo fanno, perché se noi Sì. partiamo con Panini arriviamo massimo alla Serie C. Sì, infatti. E poi infatti. c'è questo vuoto della Serie D fino Mem- alla seconda categoria, e poi guarda caso dalle stelle, volgarmente alle stalle, Sì, ecco, alla terza categoria, ecco, c'è questa... Ma guarda, noi partiamo da un principio, noi gestiamo il calcio provinciale, Stefano con tutta la delegazione del calcio provinciale, e per noi la terza categoria è la nazionale, è il massimo per noi. Quindi valorizzare, dare risalto a queste persone che fanno tanti sacrifici, come diceva Stefano sempre spesso nelle riunioni, dice che il vero dilettantismo è in terza categoria, dove c'è il presidente che va a raccogliere i palloni, il presidente che fa il magazziniere, l'allenatore che è il vicepresidente, cioè questo è il vero dilettantismo e noi lo vogliamo valorizzare al massimo, dando l'opportunità a queste persone, la visibilità, ecco, la visibilità di essere conosciuti in tutta la provincia, perché questo almanacco gira in tutta la provincia e quindi ci fa piacere che anche in altre realtà dove non si fa calcio vedono queste cose e possono prendere ad esempio, e quindi magari chissà iscrivere al prossimo anno la squadra, perché tu non puoi capire, Carmelo, che bello sabato mattino, no, domenica mattina siamo andati a Ioppolo con Stefano, Tonino Butera, e vedere le persone, le famiglie là al campo in un momento di una partita dove c'è un agonismo vero, però c'è socializzare, conoscersi, stare insieme i bambini, qualcosa di bello. Quindi una squadra, un paese, quando ha una squadra di calcio, è un paese che ha un cuore
batte, è un cuore che permette alle persone di ritrovarsi la domenica per passare una giornata insieme e divertirsi. Ecco, mentre noi parliamo ci sono le pagine dell'almanacco che cominciano a girare per far vedere anche ai nostri amici telespettatori come è stato strutturato questo almanacco. E Tonino, senza gli sponsor tante cose non si possono fare. Sì, ha fatto bene ed era assolutamente una cosa doverosa. Ieri sera, Stefano, alla presentazione che abbiamo fatto presso la sala riunione della delegazione, di ringraziare tutti questi amici che ci aiutano, perché senza di loro non si potrebbe fare. Un'altra cosa che voglio dire, per invogliare le società ad essere più presenti in questo almanacco, cioè perché sarebbe opportuno che ogni società, nei limiti del proprio sacrificio, anche perché dico alla fine è un piccolo contributo, è quello di contribuire tutti assieme per farlo ancora più bello. Noi, Carmelo, come giornalisti possiamo anche dare il nostro contributo e la nostra mano, per esempio come idea ogni società mettere la storia di quella piccola società, il paese che rappresenta e quello che effettivamente rappresenta il calcio in un paese. In un campionato di terza categoria che, secondo il mio punto di vista, è molto affascinante, perché noi abbiamo visto con Angelo e con il presidente Valenti l'anno scorso andare a vedere playoff e vedere 1000 persone al campo ad Alessandria della Rocca, o spostarci a Cattolica Reclea, o spostarci a Montallegro e vedere 500 persone. Credetemi, e io sono uno che segue campionati di eccellenza, di promozione, per il nostro lavoro di giornalismo, non ce ne stanno nemmeno 200. I campionati di terza categoria sono belli, sono affascinanti, perché trascinano le famiglie al campo e vanno valorizzati il più possibile, e noi dobbiamo dare visibilità e credibilità a questi campionati assieme a tutti i componenti e al cuore della federazione, che è il presidente Santino Lopresti, che ci aiuta in questa missione. Da quest'anno ci sarà la bella novità della Coppa Città dei Templi, che poi ne parlerà Stefano Valenti più tardi. Allora, ritorniamo nuovamente a Santino Lopresti. Diciamo che il livello della terza categoria dal punto di vista tecnico è aumentato enormemente. Non è la terza categoria di una volta, dove si dava il calcio e pallone e poi tutti dietro. Perché sta succedendo questo fenomeno, Santino? Perché ci sono diversi giocatori magari che una volta giocavano nelle categorie superiori, che ora per motivi di opportunità preferiscono continuare a divertirsi e a giocare in terza categoria senza impegni. Sicuramente questo c'è e questo avviene. C'è anche che ormai, come dire, tutti gli allenatori, tutti i tecnici sono un po' più aggiornati, fanno i corsi e quindi, come dire, vogliono mettere anche con una squadra di terza categoria, vogliono applicare quelle che sono gli schemi, la tattica o la tecnica, diciamo, sia di allenamento che poi la tattica in campo, per cui questo c'è. È chiaro che poi c'è un mix, c'è gente che è di categoria, che quindi magari si ritira nel proprio paese e quindi per questo gioco di appartenenza a cui si faceva riferimento prima, cioè quando tu c'è una squadra di calcio c'è l'appartenenza, quindi noi, anche se in terza categoria, però è quella la squadra, ci sentiamo quindi di appartenere alla mia squadra, quindi io tifo per la mia squadra, per cui un calciatore magari che ormai, non essendoci più risorse in giro, serenamente o per altri motivi, decide di ritirarsi nel proprio paese e quindi volere, ecco, la domenica mantenersi con gli allenamenti alla domenica, e quindi c'è questo livello che si alza sicuramente. Assieme a questo, come dicevo, c'è anche questa professionalità. La cosa che io voglio anche sottolineare qui, ma anche altrove, è che questo coinvolgimento, la terza categoria una volta era anche la categoria dove venivano fatti di violenza. Devo dire che invece noi abbiamo ora, come dire, scoperto, grazie a un lavoro che c'è nelle delegazioni, voi sapete abbiamo rinnovato tantissimo le delegazioni, bene, la terza categoria invece diventa elemento di coagulo, lo diceva Tonino, lo diceva Angelo, lo stesso Stefano, cioè diventa elemento la domenica di stare insieme, le famiglie, la socializzazione, che attorno a questa terza categoria è nato un interesse. Teniamo conto anche che a livello nazionale
come dire, si sono investiti delle risorse per la terza categoria. Voi sapete che sulla terza categoria, ma anche sul calcio a 5, sul calcio femminile, c'è una gratuità, ad esempio, per le squadre nuove iscritte. Ora stiamo vedendo come poterlo modificare, così come un altro aspetto importante che il Presidente Sibilia assieme al Consiglio deliberato, ad esempio, è l'uso di giovani. Voi sapete che in eccellenza e in promozione, laddove la prima che si classificherà per l'uso di giovani, oltre ai 2 previsti per regolamento, avranno delle risorse non indifferenti. C'è un investimento di 1 milione di euro attorno a questa questione, perché noi in Sicilia per ogni squadra di eccellenza saranno dati 12.000 euro, per ogni squadra di promozione saranno dati 9.000 euro, cioè solo la Sicilia avrà 60.000 euro, avendo 4 gironi di promozione e 2 di eccellenza. Quindi c'è un investimento attorno ai giovani, se vogliamo, e quindi questo va dato merito, è importante queste decisioni, diciamo, del vertice, del Presidente Sibilia, ma condiviso poi dal Consiglio, di, come dire, mettere attenzione ai giovani, perché poi noi sappiamo, come dire, abbiamo visto ad esempio, scoperto Zaniolo e altri, no? Questa è gente che fino a ieri non giocava e che però Mancini, come dire, si riconvocava pur non giocando, che c'è un problema poi della nazionale, cioè se noi abbiamo tutti stranieri, anche i giovani stranieri, la nazionale, come la possiamo fare? Con chi la dobbiamo fare? Cioè, allora, questo è il grido di allarme quando si dice, vabbè, ma non è che possiamo, tutti questi giovani che abbiamo, ecco, io l'altra sera così, tu rifletti e dici, ma quali sono questi i bomber? Sta parlando di un impegno di Viale nella nazionale. Bene, se dovessi individuare qual è il bomber italiano su cui oggi puntare, bene, abbiamo difficoltà a individuare nei ruoli questo. E allora, se ci scommettiamo tutti insieme, bene, certo, il calcio dilettantistico è il calcio da cui si parte. Questo è riconosciuto, noi lo abbiamo visto alle nostre assemblee, è venuto il Presidente federale, ce lo riconosce l'UEFA, ce lo riconosce la FIFA, sia Infantino sia Ceferini, lo riconosce il CONI, tutti riconoscono che il calcio dilettantistico è veramente la base del calcio da cui poi tutti nascono, perché chiunque non è che nasce e va in Serie A, sicuramente viene da qualche società, da qualche squadra. Noi abbiamo avuto anche dei ragazzi nelle nostre rappresentative regionali siciliani, ragazzi siciliani, che sono andati a finire al Milan, che sono andati a finire al Genova, che sono ragazzi, quindi ultimamente la Lazio. E quindi voglio dire, abbiamo, ecco, allora voglio dire, questo è il calcio, ecco, questo è il ruolo che deve avere il calcio dilettantistico. E noi lo facciamo con tanta passione, come c'è la passione da parte, vedo Interlandi, dell'altro, dei presidenti di terza categoria, ma lo posso dire per la seconda, posso dire per la prima, posso dire per la promozione, l'eccellenza, il settore giovanile, o se volete le altre, il calcio a 5, bene, questa passione, la stessa passione, come dire, quella che travolge me. Io non è che faccio il presidente della Federazione Gioco Calcio della Sicilia chissà per che cosa, lo faccio perché ho una passione, perché a me piace il calcio, non vivo di calcio, io dico, perché io poi faccio l'ingegnere, faccio dirigente scolastico, faccio, diciamo, nella mia vita ho un lavoro, diciamo, il mio lavoro, no? Però mi piace il calcio, quindi non vivo di calcio, ma vivo per il calcio, perché io sono stato calciatore per tanti anni, sono stato presidente e ho avuto il piacere di avere l'allenatore Stefano Valenti, e quindi questo, voglio dire, è stata per me una persona, quindi ho conosciuto una persona seria, di sani principi, eticamente, diciamo, una persona che ha una sua etica, bene, e quindi voglio dire, questa è la passione di Stefano, la passione qua che vedo degli altri dirigenti provinciali, bene, questo è quello che ci contraddistingue. Allora, se questa passione però la mettiamo tutti insieme, perché dobbiamo capire che non c'è in questo sistema chi beneficia del sistema, chi ne è, come dire, ne ha i vantaggi e chi ne ha gli svantaggi. No, siamo tutti qui, io nell'organizzare al meglio possibile, garantendo, come dire, stessi atteggiamenti, stessi comportamenti per tutti. I presidenti perché mettono i soldi e fanno la squadra, gli arbitri perché devono garantire, rischiando talvolta di trovare anche Stefano, tutti questi, se mettiamo insieme queste risorse, bene, il sistema si migliora. Se invece cominciamo a pensare che l'uno è contro l'altro, è chiaro che il sistema non solo non può migliorare, ma il sistema può anche esplodere. Parliamo, addentriamoci un attimino nel sistema. Rispetto alla scorsa stagione,
è migliorata la situazione sotto il punto di vista, diciamo, di squalifiche, di incidenti di gioco e di tante altre cose che non hanno niente a che fare con il calcio? Per quanto c'è stata una miglioria o no? Se è riferito a noi, sì, notevolmente. Noi parliamo che il 2018, la stagione 2017-2018, noi abbiamo avuto un numero di atti violenti del meno 40%. Però io penso che al di là della statistica, perché io dico sempre, per noi, anche quando c'è un solo caso di violenza, per noi è un problema. Chi ha detto che un solo caso di violenza non sia più degenerativo di altri 10 casi? Cioè, ne può succedere uno, come è successo a Milano, e succede il finemondo, il patatrac, perché diventa gravissimo. Cioè, quindi, come dire, è notevolmente ridotto. Però questo non vuol dire che noi, perché abbiamo fatto la guardia, no. meno 40%, no, noi continueremo a lavorare. E questo lavoro che viene fatto tra le federazioni e l'AIA e le società è estremamente importante, perché ormai le società, come dire, comprendono, condividono che questo ragazzo di 17 anni, di 18 anni è in campo e che anche lui può commettere i suoi errori nella normalità. Figuriamoci se durante la partita non c'è la normalità, cioè si incomincia, appena uno fischia, 10 che incominciano a gridargli addosso, appena fa il secondo fischio diventano 30, quindi è chiaro che un ragazzo che ha 17 anni, 18 anni, la perderemmo noi, io che mi sento, diciamo, che ho una certa età e sono maturo, la perderei io un po' di tranquillità, figurarsi un ragazzo di questo che non può perdere. Però questo dialogo ormai continuo che c'è, quindi dicevo, le società gli errori li accettano, bene, quello che poi si vuole però, e che si chiede, è che talvolta anche i ragazzi, questi arbitri, talvolta, come dire, mancano nella comunicazione con le società. Noi questo appello noi facciamo e su questo stiamo lavorando molto con l'AIA, cioè tra l'arbitro e le società, cioè non ci sono due come dire, istituzioni contrapposte, ma vi è una stessa istituzione, quindi dobbiamo stare sereni i dirigenti quando chiedono all'arbitro, e quando l'arbitro si rapporta con le società devono stare sereni, perché devono sapere che c'è, come dire, dall'altra parte una persona che ha la stessa passione che ha determinato in lui il fare l'arbitro, perché io non penso che l'arbitro di terza categoria o di calcio a 5 o anche di eccellenza, come abbia deciso di fare l'arbitro per una questione economica, ha deciso di fare perché ha la passione di questo calcio che lo coinvolge, quindi questa passione è la stessa, quindi che coinvolge tutti. Allora, se, come dicevo, tutti insieme comprendiamo che questo è un sistema che possiamo migliorare tutti insieme, miglioriamolo, e vedrete che la domenica ci divertiremo, la domenica sera torneremo dopo la partita e quindi che ci è servita anche a sbollire un po' di tensione, come lo spettatore, non so se vi è mai capitato, a me capita spesso quando andavo allo stadio a vedere che uno dava il colpo di testa, che c'è il tifoso che dava il colpo di testa ad imitare quello che doveva fare il giocatore in campo, e questo è un alleggerimento della tensione, oppure che dava un calcio mentre lui non c'era il pallone, non l'aveva perché era in campo il pallone, e quindi, come dire, questo è uno scaricare queste tensioni, questo è estremamente importante, il ruolo, come dicevo, dell'appartenenza, della socializzazione. Bene, questo al calcio dilettantistico deve essere riconosciuto, perché oggi i momenti di socializzazione non ce ne sono più, oggi addirittura i comuni chiudono gli stadi, non ne vogliono sapere perché non hanno risorsa, anzi addirittura vogliono che le società quasi quasi paghino l'affitto ai comuni, come se i bilanci dei comuni possono essere sanati con 2-3 mila euro di una società, dimenticando che quella società che ha 20 ragazzi quando va male, che ne può avere di più se c'è il settore giovanile, quindi tiene in un paese, come dire, questi ragazzi lontani da qualche altra abitudine, che sicuramente non sono belle abitudini, magari alcuni di queste, e quindi invece stando nello stadio, ecco, questo ruolo sociale deve essere riconosciuto. Noi ce ne assumiamo appieno le responsabilità in quanto siamo dirigenti, io regionale, Stefano col suo gruppo dirigente provinciale, e ce ne assumiamo le responsabilità non mollando di un passo, e quindi ritorno alla domanda iniziale, sulla violenza. Dove c'è sport non ci può essere violenza. Sport e violenza sono in contrapposizione, non vanno in parallelo manco per un centimetro, quindi lo si sappi. E quando mi dicono, ma Presidente, però io sono stato quello, ma non c'è, ma che vuol dire? Cioè, quella è una scusa. Noi dobbiamo avere la capacità, essendo persone,
di capire che c'è un limite alle cose. Un conto è dire una parola, un conto è dare un pugno, un conto è assaltare un ragazzo o un arbitro o anche un altro giocatore e incominciare a dargli calci mentre è a terra. Ma non è assolutamente possibile. Quindi per noi la violenza è, la combattiamo proprio a tutti i livelli, e talvolta anche noi chiediamo che le sanzioni siano talmente pesanti, non commisurate, perché siano anche da esempio. Cioè la si finisca, bene, si sappia che questo è un gioco e tale deve essere la domenica, ma questo deve valere per tutti però. Quindi noi lo diciamo ai nostri dirigenti, lo diciamo all'AIA, ce lo diciamo a noi stessi, tutto il sistema deve sapere che questo è un gioco, e la domenica andiamo a giocare. Un messaggio chiaro, ecco, chi vuol capire capisca, perché la violenza non ha niente a che vedere con il calcio. Intanto ringraziamo Santino Lopresti per la sua presenza, sappiamo che ora deve andare via per i suoi impegni personali e professionali. Nel mentre, ecco, io vi preannuncio un'intervista fatta da Tonino Butera con Sandro Morgana, il nostro vicepresidente nazionale, che è stato presente ed ha voluto partecipare un po' alla presentazione dell'almanacco. Io pregherei la regia di mandare subito questa intervista. Alla presentazione della quinta edizione dell'almanacco della FIGC Delegazione di Agrigento, una presenza importante, quella del presidente Sandro Morgana. Presidente. Buonasera. Diciamo che è un atto di testimonianza per una iniziativa che ritengo di grande valore, di grande importanza, al di là, diciamo così, degli effetti che può avere sulle persone. Credo che l'importanza sta nel dare attenzione al territorio e a tutto quello che dal territorio può venire. Noi abbiamo un problema, lo abbiamo da un po' di tempo, io lo dico spesso, lo ripeto, il centro deve fare in modo di non guardare il territorio come luogo dove si vanno a realizzare le proprie spinte egemoniche. Il territorio deve diventare luogo di ascolto, perché i problemi li rileviamo sul territorio. Chi fa questa esperienza diretta con le società, con i dirigenti, con i calciatori, con gli allenatori, con gli arbitri, diventa centro di esperienza, e questo centro di esperienza che si rileva sul territorio poi deve essere trasmesso al centro. Il centro deve fare buon uso e quindi deve mettere in moto tutti i meccanismi che sono utili alla risoluzione dei problemi. Come stanno lavorando le delegazioni, in particolare siamo ad Agrigento, cosa ne pensa della delegazione ad Agrigento, il presidente Morgana? Ma io penso molto bene della delegazione di Agrigento, penso molto bene del suo presidente, penso molto bene dello staff di collaboratori, tutti quelli che lavorate per le rappresentative, per lo sviluppo del calcio, per la presenza, diciamo così, di tutte le attività, a partire dalla terza categoria, alla quale noi guardiamo con grande attenzione, perché è proprio il calcio di base che ci fa guardare. Noi cresciamo nella misura in cui cresciamo nella terza categoria, perché poi le altre categorie rimangono sempre confermate attraverso i ripescaggi e tutto quello che vogliamo. Quindi è una rappresentativa che lavora bene. Adesso ha anche vinto il torneo Brucato, e questo credo che sia un motivo di soddisfazione per Stefano Valenti e per tutti i suoi collaboratori. Io credo che lo dico sempre, queste delegazioni si caratterizzano per il fatto che hanno dirigenti molto appassionati, professionalmente preparati, e perché fanno bene. Sandro Morgana è stato sempre un po' legato, ha avuto sempre un certo feeling anche con la delegazione di Agrigento, è venuto ben volentieri, vero? Sì, il nostro presidente, prima regionale, adesso vicepresidente della nazionale dilettanti, ha avuto sempre, come si vuol dire, un occhio particolare per la nostra delegazione, devo dire anche un'attenta affettuosità anche nei miei confronti. Mi ha coinvolto in tempi, quando ero responsabile dell'attività di base, nello staff tecnico come selezionatore della rappresentativa regionale juniores per almeno 5 anni. Abbiamo lavorato in sintonia su
su determinate situazioni e poi alla fine assieme al Presidente Lopez ha dato la possibilità e la responsabilità di guidare la delegazione di Agrigento. Sì, credo che questa persona come il Presidente Lopez abbia grande stima nei miei confronti e sai, quando ti danno poi un incarico tu devi sempre cercare di ricambiare la stima con molta professionalità, con molta capacità, volontà, cercando sempre di far ben figurare anche tutti, perché quando la delegazione di Agrigento fa un passo avanti, fa un'attività bella e chiaramente, tra virgolette, rappresenta anche una cosa bella per tutta la Sicilia. Angelo, c'è stato un grande coinvolgimento anche della società di terza categoria, c'è stato un employing, questo ha fatto veramente molto piacere perché tutti hanno voluto partecipare a questo evento, tra l'altro c'era anche degli illustri ospiti, oltre a Sandro Morgana e Santino Lopresti, c'era anche Gero Drago e c'era anche il presidente, il delegato del CONE, Antonella. Sì. Dicevamo prima, l'Almanacco è un grande lavoro e quindi ieri sera è stato il coronamento di questo grande lavoro, quindi la soddisfazione di avere questi ospiti illustri, che poi noi li chiamiamo amici perché sono più amici che ospiti in quel caso lì, e quindi avere la presenza di queste autorità a presentare questo Almanacco ci riempie di soddisfazione tutti quanti. Noi, caro Carmelo, abbiamo la fortuna di avere, come nelle società hanno una dirigenza seria, una società seria, quindi l'allenatore lavora seriamente perché sa che alle spalle c'è una dirigenza. Noi abbiamo la fortuna di avere Sandro Morgana e Sandro Presti, che sono i nostri, diciamo, referenti, i nostri dirigenti che dall'alto ci garantiscono al massimo, e quindi quando noi facciamo qualcosa sappiamo che abbiamo le spalle coperte perché sanno che facciamo un bel lavoro, che Stefano fa un bel lavoro insieme al suo staff, al suo gruppo, e quindi abbiamo la soddisfazione di essere pure, diciamo, ascoltati, e le nostre iniziative che questa delegazione porta avanti spesso e volentieri sono iniziative che poi a carattere regionale prendono pure piedi, e quindi questo ci rende soddisfazione qui, perché ripeto c'è un grande lavoro. Il fatto, caro Carmelo, di avere tutte quelle società ieri sera presenti, sì, sono venuti con piacere, c'è l'Almanacco, però c'è un lavoro dietro, caro Carmelo. Con Stefano spesso e volentieri i giovedì, di solito il giovedì, andiamo a trovare la società, l'abbiamo sempre detto, lo ripetiamo ancora, nelle proprie sedi, quindi prima di fare l'allenamento. E in quel momento lì noi ci confrontiamo. Noi abbiamo la fortuna di avere una delegazione aperta, noi non siamo dietro la scrivania, Stefano non è dietro la scrivania che dirige campionato e basta. Stefano ascolta, questa delegazione ha la capacità di ascoltare gli altri, di capire le esigenze degli altri. Dopodiché, con l'esperienza che abbiamo tutti noi nella delegazione, e in particolare Stefano con l'esperienza che ha avuto da calciatore, da allenatore e ora da dirigente federale, poi decidiamo noi in delegazione cosa fare, però il fatto di ascoltare gli altri ci permette pure di essere visti in maniera propria, non quelli chiusi dentro, ma quelli che danno la possibilità di parlare un e quindi di vedere un attimino come risolvere i problemi, e questo ce lo riconosco la società con la presenza e con l'atteggiamento che hanno in campo, il fatto di avere poche violenze, certo la violenza deve essere completamente debellata al massimo, però il fatto che in questi ultimi anni la violenza in tutti i campi, ma in particolare nel settore, si è ridotta al minimo, al lumicino, e noi non siamo ancora contenti perché deve essere debellata al massimo. Questo dipende appunto dal fatto della credibilità che questa delegazione ha nei confronti della società e dei loro componenti. Sicuramente. Raimondo Inderlandi, giovanissimo, ecco, sempre amante dello sport, io me lo ricordo che sempre che correva, eri un podista, sì, diciamo, no? Poi ti sei lasciato trascinare dal calcio. Come ci sei entrato nel mondo del calcio? Allora, all'età di 14 anni, la buonanima di Lillo Lena, che passò dal calcio alla pallavolo, mi regalò il timbro, lo statuto della società, e io formai il Milan Club. Società, ecco, Milan Club. Che hai giocato pure tu. Sì. E allora noi, per iscrivere alla squadra, campionato allievi, io all'epoca gareggiavo, mi portai i ragazzi a correre a cani cattivi. Io arrivai il primo, mi diedero 10.000 lire, poi chi è arrivato quarto, chi è arrivato quinto, e tutti hanno preso qualche cosa. Con questi soldi abbiamo iscritto la squadra al campionato allievi. Ognuno ci siamo comprati praticamente la divisa,
e praticamente ci siamo cominciati ad allenare al Piazzetta Cavour, perché campi non ce n'era. La domenica giocavamo all'Esseneto. La prima partita non lo posso dimenticare, abbiamo perso 18-0. Poi mi ricordo praticamente che le partite successive, il primo gol che abbiamo fatto, Paolo Genovese, che era un medico che si trova a Catania, dell'emozione che segna il primo gol svenne. Questa squadra però, nell'arco di 2 anni, arrivò a fare la finale provinciale e abbiamo perso con il rigore con l'Empedoclina, che quell'anno fece la finale nazionale. La stessa squadra, partecipando l'anno successivo al campionato, praticamente abbiamo vinto il campionato provinciale allievi e il campionato juniores. Poi io purtroppo mi presero la Guardia di Finanza, perché io correvo, e quindi sono andato a correre, ero a Roma, al gruppo sportivo. Quindi hai fatto parte del gruppo sportivo della Guardia di Finanza? Sono l'unico agrigentino che ho fatto parte delle Fiamme Gialle. Quando poi io mi sono congedato, praticamente a Portempedocle ho rifatto la società di calcio e ho fatto il Portempedocle. Subito dopo ho fatto la squadra di calcio femminile, la Polisportiva Interland. E con me mi ero dimenticato una cosa, che a Palermo, all'Albanale d'Angelo Bellavia, all'epoca, ce lo portai io. E mi fece una promessa: Raimondo, quando finisco di gareggiare, cioè quando finisco di giocare, vengo a giocare con te. E l'Albanale d'Angelo Bellavia con me ha fatto la terza categoria e mi ha portato in seconda categoria. Questa era una cosa che non sapevo. Sì. E ti puoi documentare pure. E una cosa, partite difficili si metteva in porta, partite che erano praticamente facili, come c'era un ragazzino, faceva giocare con il ragazzino e lui giocava a mediano. Dico per dire, quindi... Quando si parla di dilettantismo. E ti dico un'altra cosa, che io ho avuto pure l'Empedoclina, mi è successo che non avevo il giocatore e a 60 anni, ti ricordi mi hai fatto l'Empedoclina? Sei sceso in campo. Sono sceso in campo, ho fatto 8 partite in terza categoria. Quindi... Cioè, è una vita, io che sono nel calcio che avevo 14 anni e quando formai la squadra io mesi il mio padre presidente e firmavo il nome di mio padre e l'abbonamento di mio padre mi faceva figlio mio di avvocato mi fa diventare carcerato. Imbrogli che facevo perché mi piaceva il calcio, non so che fare. Ora invece ecco, tu sei tornato a fare calcio con la Virtus, con il Virtus Real Monte. E allora spiego un po' la situazione. Io praticamente a Portempedocle volevo fare la squadra, è successo che io me ne ero uscito dal calcio. Mi è venuto a trovare un vigile urbano che voleva Romiti, ci sono un ragazzino, mi piace fare il calcio, che faccio? Penso che lo convoco e mi ha coinvolto. Ora praticamente noi inizialmente, siccome c'era la questione Agas, dico vediamo, ci mettiamo Agas, poi ho visto che si sono riuniti, perché a Portempedocle il campo non me ne davano, perché avevano appalto per il campo e non me ne davano campo. E allora dico, sentite, facciamo una cosa, andiamo a trovare il sindaco a Real Monte, gli diciamo che vogliamo mettere il nome di Virtus Real Monte, se lui ci dà il campo e ci dà una mano anche economica, praticamente gli mettiamo. Facciamo ripartire il calcio. Calcio, anche perché il Real Monte era 3-4 anni che non faceva calcio. Il sindaco si è dimostrato una persona disponibilissima. Mentre ero là ci trovava Formusa, che è geometra al comune, e Leonardo Giordano, che lavora al comune. E allora dice il sindaco, ci sono questi ragazzi che vogliono entrare, dice ce li fai? Non ci sono problemi. Ed è entrato Formusa, però Giordano, siccome è impiegato comunale, non ha potuto entrare, l'abbiamo messo come allenatore. Si sa che essendo il primo anno non è che è facile, ci sono ragazzi di Portempedocle, organizzarsi ragazzi difficile. di Real Monte non è facile, anche se siamo purtroppo l'ultimo in classifica, ma io mi auguro, è importante partecipare. Io mi auguro che praticamente prima o poi sta china si risale, perché ci sono partite che i ragazzi, anche perché non hanno esperienza, partite che magari ripigliano, perché noi avevamo fatto
3 risultati utili di seguito. consecutivi. Poi a Licata c'è stato Questa, può succedere. Però io sono convinto che già la domenica ci dovremmo arrivare. Benissimo. E poco fa l'amico nostro Massimiliano Scalia ha dato anche un'idea, quello di mettere nell'almanacco anche la storia del club. Del Mondo Allegro che cosa possiamo dire? C'ha una tradizione, no? Beh sì, Calcistica. Ci sono ci sono state delle squadre e poi per molto tempo non c'è stato il calcio a Montallegro. E prima di ritornare, l'ultima squadra era stata nel 2004-2005 mi sembra, e poi abbiamo ripreso noi prima con Città di Montallegro. Adesso Era riuscita a salire anche di categoria? Era riuscita, sì, ad andare in seconda categoria. Adesso poi tanti si ricordano degli anni '80 quando vengono lì al campo ci raccontano degli episodi di storie che magari dimenticate di altri tipi. Però è sempre bello ricordare il passato. Sì, è bello. Alcune storie sono molto divertenti, magari non riusciamo, almeno per l'età, la differenza d'età, non riusciamo magari a comprenderle a fondo, come poteva essere un certo tipo di calcio, un certo tipo di società. Però poi per molto tempo è stato accantonato l'idea di una squadra di calcio, poi nel 2004-2005 si è fatta per 3 anni, ma il problema è sempre lo stesso nei piccoli comuni. Le finanze, c'è poca partecipazione, diciamo, anche se noi negli ultimi 3 anni abbiamo trovato molta partecipazione da parte delle attività, abbiamo cercato di coinvolgere un po' tutti, abbiamo cercato di fare in modo che la squadra non sia di un presidente o di una dirigenza, ma sia una squadra in primis dei calciatori, certo, e poi di tutta la comunità, perché cerchiamo sempre di coinvolgere le persone, di magari fargli capire quello che vogliamo fare, quello che stiamo facendo, perché alla fine noi ci interessa divertirci, avere 30 ragazzi e portarne 20 ogni domenica, perché noi abbiamo visto che fondamentalmente siamo forse una delle poche società che riesce a portare 20 ragazzi pure in trasferta, perché vediamo che tante squadre faticano per questioni magari di impegni, per questioni legate all'organizzazione, magari perché le vostre trasferte avvengono in auto, penso, no? Sì, ogni dirigente mette la propria macchina e carica 4 persone per andare. Questa cosa di 20 per noi è stato difficile all'inizio, però ci dà la possibilità di fare un gruppo più ampio. Certo. Avere una panchina più lunga è difficile per l'allenatore, perché ovviamente poi i cambi sono sempre 5, però per noi c'è più divertimento, lo spirito di unione è maggiore da questo punto di vista. Ora invece inviterei la regia di mandare l'intervista con Gero Drago, che è il presidente dell'AIA di Agrigento, dopodiché poi proseguiremo il nostro dibattito qua in studio con i nostri ospiti. Può andare l'intervista. Del quinto almanacco della FIGC delegazione di Agrigento c'è anche il presidente Gero Drago, presidente dell'AIA provinciale. Cosa ne pensa di questa iniziativa? Ma è un'iniziativa che il comitato, la delegazione provinciale organizza tutti gli anni, e noi come arbitri siamo orgogliosi di partecipare, anche perché è un momento in cui si ci ritrova tra le società, la componente AIA, la componente della Lega, e poi alla fine noi siamo gli attori principali di questo bellissimo gioco, quindi è giusto che anche occasioni come queste ci permettono di stare insieme e confrontarci in maniera leale e serena, come è sempre stato, con l'unico obiettivo, quello di fare crescere il mondo dello sport, del calcio nella nostra provincia, poter dare un contributo a quello che è il mondo calcistico regionale, perché no anche nazionale, nel nostro piccolo, umilmente, come facciamo tutti i giorni nei campi di periferia. In settimana c'è stata una bellissima riunione tecnica con l'ex arbitro Trefoloni. Cosa ha trasmesso ai giovani arbitri?
Ma Trefoloni oggi rappresenta sicuramente uno dei più importanti tecnici dell'AIA, è responsabile della Candì, che è il massimo campionato diciamo, nazionale dilettante, quindi sicuramente un importante ruolo perché da un lato deve formare gli arbitri che andranno ad arbitrare campionati diciamo, professionistici e dall'altro deve anche fare diciamo, selezione, quindi un ruolo importante. Quindi chi meglio di lui poteva lasciare ai nostri ragazzini, soprattutto quelli all'inizio, dei messaggi positivi sulla carriera che iniziano a intraprendere, ma nello stesso tempo forgiare quelli che già arbitri lo sono con più esperienza e quindi dargli quelle nozioni tali che possono incamerare e poi portare nei campi in giro per l'Italia, dove noi per fortuna abbiamo come dire, il merito di essere rappresentati. Siamo una sezione che oggi è rappresentata dalla Serie A a scendere e penso che poche sezioni in Italia possono avere questo grande privilegio. Ecco, io sono orgoglioso di rappresentare i miei associati, la sezione Agrigento, e quindi faremo di tutto perché nella nostra sezione vengano sempre più tecnici di valore per fare crescere i nostri associati. Tonino, Trefoloni ad Agrigento, anche la sezione AIA di Agrigento ecco, si muove per cercare di valorizzare di più la base dei propri tesserati per dare poi al calcio, ecco, al nostro calcio, quella competenza necessaria per portare avanti il discorso dell'arbitro. Sì, sicuramente anche il Presidente Drago e i suoi collaboratori cercano di fare un lavoro certosino, cercano di avviare questi giovani, come si è discusso ieri sera in delegazione. È chiaro che sono giovanissimi, sono ragazzi che vanno forgiati e poi loro hanno delle regole particolari. Spiegava appunto Drago che a 26 anni un arbitro diventa arbitro oppure viene messo fuori, e questo forse è una cosa che si è discussa anche ieri sera, di poterla allargare così da dare maggiore, secondo il mio punto di vista, meno responsabilità ai giovanissimi che vanno immessi nei campi di terza categoria o anche nei settori giovanili. Un po' di più esperienza non guasterebbe sicuramente per rendere più serena la situazione. Ciò non significa nulla perché i giovani sono validi, sicuramente fanno i loro sacrifici, si allenano, quindi sono al servizio veramente del calcio, però è chiaro che qualche aggiustamento non guasterebbe. Credo che la sezione stia lavorando bene, la sezione di Agrigento stia lavorando sicuramente bene, i ragazzi vengono seguiti, alla lunga i risultati dico, si dovranno pur vedere. Diversi sono gli arbitri che vanno dalle categorie superiori. Noi non dobbiamo dimenticare che la sezione di Agrigento presenta arbitri anche in Serie C, presenta osservatori che vanno anche in Serie A, Rosario Perrone per esempio, il nostro amico di Ribera che arbitra in Serie C, c'è Nino Costanza che arbitra in Serie D e tanti altri ragazzi che si stanno veramente mettendo in mostra. Speriamo che le nuove leve riescano, diciamo, a fare anche loro qualche saltino di categoria per vederli arbitrare anche in categorie superiori. Manca poco alla conclusione di questa puntata di Spazio FIGC, caro Stefano. Ora addentriamoci a quelle che sono le novità e le prossime tornei che ci sono in cantiere. Ma diciamo che noi pensiamo sempre di migliorare un po' il nostro torneo, il nostro campionato, la nostra attività, il nostro sistema. La novità di quest'anno in terza categoria per esempio è la Coppa Città dei Templi. La Coppa nasce da qualcosa che non è andato bene l'anno scorso, cioè noi l'anno scorso con un torneo, con un campionato a 13 squadre ci siamo resi conti che a circa 3/4 alla fine del campionato c'erano società staccate dalla possibilità di andare a fare playoff e hanno un po' mollato. Questo crea un po' di difficoltà anche ai nostri dirigenti, ai nostri presidenti nel raggruppare questi ragazzi e dare la motivazione di giocare. Allora quest'anno abbiamo pensato di proporre al presidente Lopesti, il quale ha consentito la possibilità di proporre una coppa che noi chiamiamo Città dei Templi,
riservata a quelle società che non riescono a entrare nei playoff, perché tu sai benissimo che la prima la vincente del campionato va in seconda, dalla seconda alla quinta, se non c'è un distacco di 10 punti, chiaramente vanno a fare playoff e di conseguenza la seconda andrà pure in seconda categoria. Di conseguenza dalla sesta a scendere, la sesta, settima, ottava e nona classificata, parteciperà invece a questa Coppa. Uno stimolo in più per poter continuare l'attività, per poter la stessa società raggiungere un obiettivo che magari non sarà quello di fare il salto di categoria, ma vincere anche una Coppa è sempre un titolo che per chi gioca a calcio è sempre un traguardo da raggiungere. Questo per quanto riguarda le novità di quest'anno dell'immediata. Poi le altre novità abbiamo riproposto negli allievi, ora l'Under 15 e l'Under 17, la Coppa Primavera, ormai siamo alla quarta edizione, con la stessa voglia, la stessa volontà di Quando avrà impegnare. inizio questa Coppa Primavera? La Coppa Primavera, Carmelo, va a inizio nel momento in cui finisce il torneo. Nel momento in cui finisce il torneo significa gli allievi finiranno dopo, perché è un girone unico, quindi finiranno a fine primi di maggio, mentre l'Under 15 finiranno prima, perché essendo 3 gironi si deve avere il tempo di poter fare i playoff per quanto riguarda gli accoppiamenti, e quindi contemporaneamente, mentre alcune società faranno i playoff per aggiudicarsi il titolo, gli altri parteciperanno alla Coppa Primavera, avranno la possibilità di giocare, di divertirsi, e le stesse società avranno la possibilità di avere ragazzi il più a lungo possibile, perché più i ragazzi si allenano, più giocano, più migliorano. Esatto. Poi le altre attività, Carmelo, sono qualcosa che riproponiamo, perché riteniamo che sono delle attività che hanno dato dei bei risultati, come per esempio anche una semplice manifestazione che faremo, che abbiamo già, stiamo partendo per l'8 marzo la festa delle donne, con l'autorizzazione che abbiamo già chiesto con il patrocinio. Anche questo è un appuntamento, perché noi iniziamo con una semplice manifestazione con il mio amico Angelo Caramanno, pensiamo di fare una cosa, lo facciamo per un anno e poi di conseguenza la manifestazione abbiamo già chiesto con il patrocinio al comune, in cui stamattina ci ha dato l'autorizzazione per il campo, con la collaborazione della società Olimpia Agras, quindi che sarà parte olimpica, e quindi anche con la collaborazione del CONE, del Panatron. Quindi sono dei componenti che ci aiutano un pochettino a portare il gioco sotto forma con le ragazze allo stadio. Quindi quest'anno la novità anche in questo settore è che abbiamo allargato, oltre agli istituti superiori, abbiamo esteso l'invito anche alle scuole secondarie di primo grado, quindi di conseguenza ci potranno essere anche delle ragazzine di 12-13 anni che saranno al campo per poter partecipare. Quindi il prossimo appuntamento sarà questo dell'8 marzo, la festa delle donne, quindi abbiamo invitato tutti gli istituti e speriamo che, come l'anno scorso, come l'edizione precedente, ci sia una bella giornata e ci sia la partecipazione compatta delle ragazze. Sicuramente noi chiudiamo qua, comunque l'appuntamento nostro è per il prossimo mese di marzo e avremo possibilità, anzi parleremo sicuramente dell'8 marzo, della Poi volevo chiudere, scusami, dimenticavo, anche per dire che oltre all'organizzare la manifestazione organizziamo anche formazione. Domani pomeriggio a Portempedo, presso la scuola primaria di Portempedo, che mercoledì pomeriggio 20 si chiude il corso riservato ai docenti della scuola primaria dell'infanzia dell'istituto della scuola di Portempedo, quindi Zizzo di Portempedo, di Portempedo, che comunque domani pomeriggio si chiude, e con ci sarà la presenza del nostro presidente del settore giovanile, che sarà Violato, con i due tecnici e istruttori che sono il professore Pucci e il professore Valenti, che consegneranno gli attestati a circa 40-45 docenti che hanno fatto un corso e che saranno di stimolo anche per i bambini della scuola piccolina in tenera età, per poter fare attività motoria. Sicuramente. Bene, ringraziamo Stefano Valenti, il vice Angelo Caramanno,
il nostro glorioso, scusami dico glorioso perché sei stato sempre nel mondo del calcio, anche se tu hai fatto capire che prima facevi altre cose, ma le hai fatte anche bene, Raimondo Interlandi, Massimiliano Scalia, Tonino Butera. Noi diamo appuntamento nel prossimo mese di marzo, quando parleremo dell'8 marzo, quindi della festa. Carmelo, prima di chiudere una cosina voglio dire. È un augurio importante, 2 ragazzi che erano nelle nostre rappresentative giovanissimi, che sono Samuele Scannella e Cristian Casucci, che giocano nel Trinacria Porto Empedocle, sono stati convocati nella nazionale Under 16 dilettanti, dove abbiamo il nostro Lillo Giardina, che è il collaboratore di San Fratello. Questa è un'altra bellissima notizia per questi ragazzi. Sicuramente. E molti altri ragazzi stanno facendo la rappresentativa regionale, agli stage sono stati quasi i migliori della Sicilia, quindi sicuramente 5-6 elementi della nostra rappresentativa allievi ci rappresenteranno in campo nazionale al torneo delle regioni. Bene, questa è una ottima notizia per dire che alla base, quando si lavora bene, i risultati vengono fuori. Grazie per la cortese attenzione, ci rivedremo in occasione della prossima puntata dello spazio dedicato alla FIGC. Grazie, arrivederci.